Allora, mister Monteforte, posso dire che purtroppo per noi ti seguo da tanti anni, vuol dire che stiamo invecchiando. Sei d'accordo se dico che i primi 20 minuti forse sono, non dico ma tra i più belli della tua carriera? No, sono molto importanti, l'ho detto prima, secondo me aiutati quando le partite si sbloccano in una partita così delicata subito, ora non mi ricordo un minuto, ma dopo veramente una manciata di minuti probabilmente ci ha dato quel morale, quello spirito e l'ha abbassato un pochino all'avversario, questo ha aiutato. Devo dire la verità, è stata una partita giocata bene contro un avversario secondo me tosto, che se facevamo una partita diversa poteva crearci molti problemi, poi Ale è molto bravo a creare delle difficoltà, quindi sono soddisfatto pensando che abbiamo fatto bene, ci siamo presi un vantaggio, ma è la prima partita di due. Ecco, sei d'accordo nel dire che la tua squadra ha musicalità? Perché io a un certo punto mi sono abbassato per scrivere sul taccuino e sentivo toc toc toc, e sembrava una musica proprio. Ma sono parole grosse, Simo, io mi conosci, no? Secondo me musica quando si vincono le partite, quando insomma, se ti riferisci al buon calcio, noi abbiamo giocato oggi un buon calcio, però l'importante è avere sempre lo spirito, l'umiltà, la voglia di superare l'avversario. Quando hai dei giocatori come avevo a disposizione è più facile che le giocate vengano bene, perché noi non è che possiamo fare colpi di tacco o salvare gol, sono giocatori che hanno fatto qualità nelle giocate, indubbiamente Chiarabini, la cifra tecnica di Tripoli, di Botta, di tanti giocatori insomma, che abbiamo a disposizione ha fatto in modo che la palla scorresse bene, scorresse con qualità. Naturalmente della gara di ritorno che avete indirizzato assolutamente bene, io però ti volevo chiedere anche una cosa un po' su di te, perché ogni anno tu ti rinnovi, no? Ogni esperienza che fai ti rinnovi, ti adatti alla squadra che hai. È vero che hai squadre forti, ma i giocatori forti bisogna saperli allenare e sembra il continuo di un processo. Ormai questa categoria per me ti sta stretta. No, non lo dico per piaceria. Non lo so, mi rinnovo tanto perché sto invecchiando, se non mi rinnovo divento un po' obsoleto, come si dice. No, ma io ho avuto un incontro molto felice col presidente che mi ha fatto credere in questo progetto dall'inizio. Per me è una persona un po' speciale che veramente contagia di entusiasmo. Non ci dimentichiamo che è un vantaggio che ci stiamo portando è che noi non abbiamo mai smesso di allenarci, quindi credo che siamo l'unica società, e questi si vedono anche insomma, i ragazzi che hanno delle possibilità fisiche importanti, quindi ci ha dato questa possibilità. Mi piace studiare calcio, mi piace cercare di imparare da tutti, cercare di carpire un po' di segreti, quindi credo che questo sia parte di un processo che si fa che non si smette mai. E poi l'ultimissima domanda sui giovani, li abbiamo menzionati tutti, bisogna menzionarli perché sono il futuro del nostro calcio ed è bello vedere una squadra che punta così tanto sui giovani. Ma secondo me i giocatori forti giocano, l'anno scorso abbiamo fatto esordire dei 2003 lì, quest'anno abbiamo dei 2004 che si stanno allenando con noi che sono forti, noi giochiamo con un centravanti e un portiere 2003, entra un altro centravanti 2003, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere un serbatoio importante tra Gogliardica e Ligorna e cerchiamo di sfruttarlo. Loro sono cresciuti tantissimo.